Ecco, ci annuncia il programma di questo evento che si svolgerà a Favara dal titolo Infiorosa. Allora, l'evento, il format è formato da 3 giorni di eventi. Il venerdì è preparatorio perché avremo i nostri ospiti, i maestri invioratori di Noto, perché l'evento principalmente è la prima inviorata artistica che si farà qui in provincia di Agrigento. Inviorata che sarà realizzata proprio dall'Associazione Storica dei Maestri Invioratori di Noto. Realizzeranno 2 bellissimi tappeti floreali. E poi all'interno dell'evento ci sono momenti di spettacolo, esibizioni di scuole di danza, abbiamo delle sfilate di arte moda, defilé, momenti di teatro, poi il sabato il primo spettacolo lo concluderemo con Sasa Salvaggio e la domenica con Lelana Alfino, i nostri ospiti d'onore. Ha come tema la Sicilia, proprio un filo conduttore la Sicilia, sia proprio come tema che anche come musiche, quelle che accompagneranno proprio le sfilate sono proprio tutti i canti popolari siciliani. Nasce dall'idea di valorizzare il fiore in una destinazione completamente diversa. Io tiro una lancia a mio favore come fiorista, quindi lavorando il fiore di solito che diventa un bouquet, diventa una composizione. Mi è piaciuta l'idea di invece valorizzarlo facendolo diventare in questo caso un tappeto grazie al lavoro, alla maestria dei maestri di Noto, e vedremo anche il fiore che diventa un vestito. Verranno realizzati proprio anche dei vestiti floreali qua in piazza e poi verranno fatti indossare dalle modelle, quindi un fiore diventa il vestito, diventa un'acconciatura, può diventare un cappello, il fiore in una destinazione completamente diversa di quella del consueto. Più di 20 stand che vengono da tutta la provincia, Agrigento, Ravanusa, Catania, anche da lontano. Ci saranno persone che esporranno perché la fiera è espositiva, poi abbiamo anche adibito una zona street food dove la gente potrà gustare le nostre specialità perché si prevede gente che venga da fuori, quindi abbiamo già persone che hanno proprio prenotato per venire a vedere l'infiorata. Quindi sì, siamo pronti per ricevere nel miglior modo possibile tutti quelli che vogliono vedere la festa. Si conta di far diventare questo appuntamento con cadenza annuale? Il mio obiettivo è quello, Inviorosa nasce da un progetto tutto mio, l'idea è tutta mia, mi sono avvalsa di un team meraviglioso che mi sta sostenendo fino adesso. Vediamo come va. Il primo anno è un tentativo, come lo stato ad esempio un tentativo la Notte Bianca che abbiamo organizzato in via Capitano Calè, è stato un successo e verrà ripetuta, però speriamo nel successo, speriamo che tante cose a livello burocratico vengano snellite, anche perché sinceramente oggi come oggi faccio un appello, proprio non so a chi ma lo faccio, non è possibile voler organizzare qualcosa di bello che possa valorizzare il paese, la nostra comunità, e ci troviamo di fronte a lungaggini burocratici assurde, veramente assurde, quindi apro parentesi e la chiudo subito.